Al negozio di abbigliamento con gli stessi accorgimenti che abbiamo imparato a utilizzare per andare a ritirare il cibo da asporto. Il settore moda tra i più penalizzati affronta quella che dovrebbe essere l'ultima settimana di stop. Anche qui ingressi dedicati, mascherine, guanti, distanziamento come previsto dal decreto sicurezza del 24 aprile. Le aziende sono pronte, poi ognuno ha pensato alla propria strategia perché ovviamente la cosa che non sappiamo è come reagirà il nostro cliente nel momento in cui tornerà a trovare i nostri negozi aperti. Certo che era un settore questo in crisi già da parecchio tempo, direi con l'acqua alla gola, 2 mesi e mezzo di chiusura per qualcuno saranno irrecuperabili. Se poi contiamo sul fatto che gli aiuti promessi sono ancora sulla carta, si sta creando anche un clima di sconforto che oggettivamente non aiuta in un momento difficile come questo a fare le scelte migliori. Tutte le energie e la concentrazione vanno ora rimesse sul lavoro, dice Pomini, che accoglie positivamente lo slittamento ad agosto dei saldi estivi e non crede che gli acquisti online abbiano preso troppo piede in queste settimane. C'è chi si è avvicinato a quella formula di vendita e prima non l'aveva mai provata e può darsi che si sia anche trovato bene, però devo dire che guardando per esempio anche alla provincia di Bolzano che ha aperto l'altro giorno, si è capito in realtà che la gente ha bisogno di tornare nei negozi, ha bisogno di un nuovo contatto fisico che è un contatto a distanza, ma non è insostituibile. Troppa litigiosità nella filiera, continua il presidente di Federmoda, commercianti e fornitori devono invece remare nella stessa direzione per risollevarsi e lo stesso dovrebbe fare il governo, tra i cui provvedimenti resta incomprensibile quello di aver aperto già da settimane i negozi dedicati ai più piccoli, lasciando chiusi gli altri. Quello che noi chiediamo è di essere lasciati lavorare basandoci su delle regole ben certe. Non abbiamo chiesto nulla fino adesso, siamo gli ultimi ad aprire. L'unica cosa che vogliamo è regole certe e sostegno certo. Dopodiché tutto il resto ce lo mettiamo noi.